Il presidente Luca Zaia, come di consueto, parte dai dati della pandemia nel Veneto e mostra la curva dell'infezione rispetto alle terapie intensive. La terza infezione, che è quella di recente in corso, vedete il calo delle terapie intensive, che ormai è evidente. C'è una direzione, l'algoritmo ci dà una discesa. I dati lasciano ben sperare, ma non bisogna abbassare la guardia. L'appello è sempre lo stesso: evitare ogni forma di assembramento, usare la mascherina e curare la pulizia delle mani. Intanto nel Veneto corre la campagna vaccinale. La vaccinazione procede alla grande in Veneto, come voi sapete, siamo arrivati a 1.835.000 dosi, il che vuol dire che verosimilmente, se avremo la conferma delle dosi in tabella, noi comunque potremmo tranquillamente pensare di fare un grande giro di boa prima dell'estate. Abbiamo 52.018 spazi in agenda che ad oggi non sono occupati e sono a valere da questo istante. Ne abbiamo pensato 1 migliaio più o meno nella giornata di oggi al 19 di maggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che faccio appello a tutti gli over 60, arriviamo fino ai 111 anni, ma per carità è stata anche vaccinata la nostra cittadina di 111 anni, ma dico soprattutto a coloro che hanno dai 60 ai 69 anni e comunque coloro che sono in questa età di vaccinazione, di provvedere quanto prima, se hanno deciso di vaccinarsi, a prenotarsi. E per chi deve prenotare, attenzione, perché c'è una novità: non sarà più sufficiente il codice fiscale, ma il portale regionale chiede da oggi anche le ultime 6 cifre della tessera sanitaria.